Sono circa 1500 le famiglie che nella provincia di Venezia attendono un posto in una casa di riposo ogni anno. È evidente che questo è un dato drammatico e difatti è il secondo dato peggiore di tutto il Veneto. Circa 2000 gli anziani che nella provincia di Venezia attendono un posto in RSA in un Veneto che ne conta più di 9000. La provincia solo seconda a Padova, con quasi 3000 persone che attendono un posto in una casa di riposo. A pesare sulle vite delle famiglie o sugli stessi anziani, le rette. C'è un altro dato allarmante che riguarda l'Ulstra Serenissima. Abbiamo le rette più alte di tutto il Veneto. 1800 euro per coloro che ottengono il contributo regionale per arrivare a 3000 euro per chi invece non lo ottiene. L'appello della consigliera regionale che intende portare la questione sul tavolo del presidente. Chiederemo in regione un impegno maggiore sia per i posti nelle case di riposo, ma anche per quanto riguarda ovviamente delle rette che sono assolutamente insostenibili. Ci chiediamo però dove sia stato il comune e l'assessore Venturini, oggi sindaco, che si è occupato per 11 anni di sociale e di sanità proprio per il comune di Venezia.